Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. I ministri Di Maio e Bonafede oggi a Gioia Tauro, la visita all'azienda dell'imprenditore Di Masi e gli impegni per il futuro dell'area portuale di Gioia Tauro. L''ndrangheta, ha detto il vice premier, si combatte creando lavoro, noi sosterremo gli imprenditori e non i prenditori. Il clan Casamonica e i legami con l''ndrangheta, un'operazione contro la potente famiglia attiva nella capitale, svela i rapporti con la criminalità calabrese, 37 arresti, alcuni eseguiti a Reggio Calabria e a Cosenza. Nei guai, il sindaco di Cariati, Filomena Greco, avrebbe affidato la gestione dei rifiuti senza rispettare il codice degli appalti. Per la procura di Castrovillari avrebbe favorito una società rispetto alle altre, obbligo di dimora per il primo cittadino. Il Tribunale di Paola ha dichiarato il fallimento della clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Protestavano contro l'ANAS perché lo svincolo di Firmo danneggia il loro bar, padre e figlio e domiciliari per estorsione. I sindaci del Vibonese contro Trenitalia, nessun treno si ferma più alla stazione di Francavilla Angitola, isolata un'importante area turistica e industriale. Le bollette non coprono il costo dell'acqua, il sindaco di Polistena dichiara guerra agli allacci abusivi. Quasi tutti gli eroi di Pescara presenti al raduno del Cosenza, poche le facce nuove, applausi per Di Piazza in attesa dei ritorni di Tutino, Chereche e di altri colpi da Serie B. Buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque oggi i ministri Di Maio e Bonafede a Gioia Tauro hanno visitato l'azienda dell'imprenditore De Masi, gli impegni poi sul futuro dell'area portuale di Gioia Tauro. L''ndrangheta, ha detto il vice premier, si combatte con il lavoro e noi, ha aggiunto, sosterremo gli imprenditori e non i prenditori. Il vice premier Luigi Di Maio è arrivato poco dopo le 14 nell'azienda dell'imprenditore minacciato dall''ndrangheta Nino De Masi a Gioia Tauro. Durante la visita all'azienda Di Maio ha affrontato il tema del commissariamento del porto di Gioia Tauro. Dobbiamo risolvere l'annosa questione tra Messina e Gioia Tauro e lo faremo con una norma e poi eliminando il commissariamento. Alcuni lavoratori licenziati dalle società operanti nello scalo marittimo calabrese hanno evidenziato le loro difficoltà al vice premier. La mia presenza qui oggi accende un faro da parte di tutto il governo su tutta quest'area, imprese private, operatori portuali, aree, l'autorità portuale, tutte le zone limitrofe legate al mondo agricolo. Accendiamo un faro a 360 gradi. Una sicurezza ve la posso dare, una certezza ve la posso dare, che le aziende che non rispettano i patti con lo Stato, come le banche che non rispettano i patti con lo Stato nel caso di De Masi, con noi non la passano liscia, cioè ci devono rispettare come Stato e come cittadini. Quindi nell'ambito di una più totale e cordiale disponibilità a dialogare con tutti, se ci sono stati degli accordi si devono rispettare, come questo commissariamento deve finire, cioè dobbiamo riportare un po' di normalità. Per Di Maio il lavoro si crea aiutando le imprese, facendo le infrastrutture e con l'innovazione, le nuove tecnologie e creando lavoro, ha sottolineato, si combatte l''ndrangheta. Noi vogliamo sostenere gli imprenditori, non i prenditori, quelli che hanno creato capannoni qui intorno con i soldi pubblici e poi se ne sono scappati. Noi vogliamo sostenere chi su questo territorio c'è rimasto, chi ha combattuto come Nino le organizzazioni criminali denunciando, e chi ci ha dimostrato anche un'altra cosa, sempre Nino De Masi, che la mafia è un atteggiamento e questo atteggiamento a volte lo troviamo nelle organizzazioni criminali, a volte lo troviamo anche nelle banche, visto e considerato che quello che ha passato questa azienda non è dovuto solo alle organizzazioni criminali, ma anche ad un'altra tragica spirale in cui è finita, che è quella del credito, quella dell'usura bancaria. Essere a Gioia Tauro, ha aggiunto, è solo l'inizio di un percorso. Sono consapevole di avere gli strumenti come governo per riuscire a cambiare qualcosa, non tutto ma qualcosa. Usiamoli bene, tutti insieme, e speriamo di poter rilanciare questo territorio, perché se lo Stato vince a Gioia Tauro, vince ovunque. Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, visitando insieme al vice premier Luigi Di Maio a Gioia Tauro l'azienda di Nino De Masi, ha sottolineato il significato della lotta all''ndrangheta. Che la presenza di due ministri qui
dà un'idea molto chiara, e cioè che è finito il tempo in cui di fronte a fenomeni sociali a fenomeni criminali come l''ndrangheta e tutte le attività malavitose, lo Stato agiva in compartimenti stagni. Il governo, ha aggiunto Bonafede, in tutti i suoi settori sarà unito e compatto dunque per contrastare questi fenomeni e garantire a tutti giustizia. Arresti nel Lazio e in Calabria tra Reggio e Cosenza nell'ambito di una operazione contro il clan Casamonica egemone nella capitale. Dalla capitale alla Calabria il passo è breve, soprattutto se si tratta di coordinare attività illecite, gestire il traffico di stupefacenti, estendere il raggio d'azione di famiglie e gruppi criminali stringendo alleanze, e quanto svela l'operazione seguita oggi contro il clan Casamonica tra Roma e la Calabria, che ha portato a 31 arresti con 6 persone al momento ricercate dai carabinieri del comando provinciale di Roma. I militari hanno eseguito tra la capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza le misure cautelari in carcere emesse dal GIP di Roma su richiesta del locale DDA. I soggetti sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un'organizzazione dedita al traffico di droga, estorsione, usura, commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato sgominato un gruppo strutturato e fortemente unito anche per il vincolo di sangue tra gli affiliati, capace di stabilire solidi legami con le famiglie più influenti dell''ndrangheta calabrese. Il gruppo aveva una roccaforte nella zona Porta Furba e ramificazioni nelle periferie difficili di Tuscolano come Romanina e Tor Vergata e poi nel litorale di Ostia. Un'organizzazione di difficile penetrazione per gli inquirenti, anche per la lingua che utilizza, un dialetto sinti che non molti sono in grado di interpretare. Le manette sono scattate anche per un calabrese di San Luca, affidato alla nota famiglia mafiosa degli Strangio, operante nella Locride, che rappresentava uno dei canali di rifornimento della cocaina per il clan. La droga veniva poi rivenduta nelle piazze di spaccio di cui Casamonica avevano il controllo, in particolare alla periferia sud-est della città. Per gli inquirenti il ruolo apicale di promotore è ricoperto da Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. A fornire elementi utili alle indagini sono stati 2 collaboratori di giustizia, tra cui una donna interna alla famiglia Casamonica. L'altro collaboratore è un uomo, un calabrese residente da anni a Roma, che per il gruppo avrebbe curato interessi legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Divieto di dimora per il sindaco di Cariati, Filomena Greco, finita nel mirino della Procura della Repubblica di Castrovillari per la vicenda legata all'affidamento del servizio di raccolta di rifiuti nel comune ionico. Un anno di indagini da parte dei finanzieri della compagnia di Rossano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, e oggi l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della città del Pollino nei confronti di imprenditori, di pubblici funzionari e del sindaco del comune di Cariati, Filomena Greco, per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Le indagini hanno consentito di ricostruire dinamiche relative all'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel comune di Cariati, rilevando condotte in violazione della normativa in materia di appalti pubblici, frutto di accordi collusivi, volti a condizionare le modalità di scelta del soggetto a cui affidare in via diretta il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Tutto a inizio dell'agosto 2016, in seguito a un'interdittiva antimafia emessa nei confronti della società affidataria del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. L'ente locale richiedeva direttamente l'intervento di un soggetto terzo, senza avviare le procedure previste dal codice degli appalti e interpellare altre ditte, evidenziando la ritenuta sussistenza di inderogabili esigenze di ordine ambientale, di igiene e salute pubblica. Per gli inquirenti, precostituendo così un'artificiosa e fittizia situazione di rischio di emergenza sanitaria, il servizio di raccolta dei rifiuti veniva quindi fraudolentemente affidato dal soggetto favorito, omettendo di invitare altri operatori del settore. La scelta della nuova ditta di raccolta rifiuti, frutto di un accordo collusivo, avveniva in maniera riservata e diretta, in tempi rapidissimi, senza alcun tipo di evidenza pubblica, al fine di favorire l'affidamento diretto dal soggetto individuato. L'affidamento poi veniva prorogato e spezzettato con successive 6 ordinanze, con indebito vantaggio da parte della società aggiudicataria di un importo pari a circa 1,4 milioni di euro.
Nel 2017 è stata infine bandita la gara pubblica, tuttora in corso, per l'affidamento del servizio di trasporto e gestione dei rifiuti. Per impedire la reiterazione del reato e la possibile influenza della gara pubblica in corso, su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti, tra imprenditori e pubblici funzionari. In particolare nei confronti del sindaco è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Cariati, Rossano e Corigliano, mentre nei confronti del dirigente dell'area tecnica del comune di Cariati, attualmente in carica, Giuseppe Fanigliulo, è stata disposta la sospensione dal pubblico impiego, nonché l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nei confronti dell'ex dirigente dell'area tecnica del comune di Cariati, Adolfo Benevento, ora in pensione, il GIP ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza, interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività di impresa e obbligo di dimora nel comune di Corigliano Rossano per 2 imprenditori responsabili della ditta che si era aggiudicata l'appalto, Antonio Fusaro di 48 anni e Cristoforo Arcovio di 69 anni. Il Tribunale di Paola ha dichiarato il fallimento della clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. C'è preoccupazione tra i dipendenti della clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Oggi infatti il giudice Marta Sodano del Tribunale di Paola ha dichiarato il fallimento dell'Istituto Ninetta Rosano, ovvero la società titolare della clinica privata del centro del Tirreno Cosentino. Pasquale Di Martino e Giuseppe Castellano sono stati nominati curatori fallimentari. Avranno il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti all'esercizio dell'impresa, come i pagamenti dei creditori e la conservazione dei beni aziendali. Il giudice ha fissato al 22 novembre prossimo l'adunanza per lo stato passivo dell'azienda. Come si legge nella sentenza, i curatori adesso dovranno relazionare mensilmente in ordine alla remuneratività dell'esercizio provvisorio, avendo a riferimento la gestione dei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e in ordine al mantenimento dell'organigramma aziendale. Nella struttura lavorano 204 persone, tra medici, infermieri e osso. Protestavano contro l'ANAS perché lo svincolo di Firmo danneggia il loro bar. Adesso padre e figlio sono finiti ai domiciliari per tentata estorsione. Ricordate il caso del signor Curato? L'uomo che ha portato avanti per mesi una protesta contro l'ANAS per chiedere un risarcimento danni dovuto, a suo parere, per i mancati guadagni della sua attività commerciale causati dalla costruzione del nuovo svincolo di Firmo? I guai del signor Curato da economici sono diventati giudiziari. L'imprenditore e il figlio sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione. Giuseppe e Alfonso Curato, di 66 e 35 anni, avevano occupato l'area finale del cantiere per i lavori della nuova statale 534, che collegherà con 4 corsie lo svincolo autostradale di Firmo con Sibari. Giuseppe, in particolare, titolare di un bar con annessa rivendita di tabacchi, si era incatenato davanti al cantiere allestito dall'ANAS, minacciando anche di darsi fuoco e lamentando che il nuovo svincolo escludeva dal traffico la strada sulla quale si affaccia il suo locale. L'uomo aveva chiesto di essere risarcito dall'ANAS, che pare, in un primo momento, si era detta disponibile a un piccolo indennizzo. Successivamente, però, le richieste nei confronti dell'ANAS si sarebbero fatte sempre più esose, al punto da prefigurare, secondo la procura di Castrovillari, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, gli estremi della tentata estorsione. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Non ce l'ha fatta Stefania Fullone, la donna di 61 anni di Vibo Marina, caduta lo scorso 1 luglio dalle scale mentre stava pulendo i vetri. Le sue condizioni erano subito apparse gravi per un trauma cranico e una sospetta frattura a livello spinale. È morta nell'ospedale pugliese di Catanzaro. La paziente era stata trasferita in elisoccorso e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma non si era più ripresa. La procura di Vibo, per far luce su eventuali responsabilità nel decesso, ha disposto il sequestro della salma per procedere con l'esame autoptico. Resta in carcere Antonio Pontoriere, il 43enne di San Calogero, accusato di aver ucciso con un colpo di fucile il 2 giugno scorso Soumalia Sacco, immigrante 29enne del Mali che si trovava nei pressi dell'ex fornace per prelevare delle vecchie lamiere di ferro. Il Tribunale del riesame ha infatti confermato l'ordinanza del GIP, respingendo l'istanza della difesa finalizzata alla scarcerazione e all'attenuazione della custodia cautelare.
Eccole le 3 vaste piantagioni di canapa indiana rinvenute in una zona collinare di Gioiosa Ionica nella Locride dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nel corso di un servizio di controllo del territorio montano situato lungo la vallata del Torbido. Sono state 800 le piantine di cannabis indica individuate dalle fiamme gialle. Dalle piante di canapa indiana si sarebbe ottenuto un quantitativo di droga pari a 925 kg che una volta immessi nel mercato avrebbero generato un guadagno per la criminalità organizzata di circa 7 milioni di euro. Le 3 piantagioni erano dotate di appositi impianti di irrigazione automatica. Ancora una notizia di cronaca, incidente mortale nel Regino sulla 106 nei pressi di Roccella Ionica, a perdere la vita un centauro di 24 anni. La moto si è scontrata con 3 veicoli, tra cui un'auto dei Carabinieri che viaggiava in direzione opposta. La seduta del Consiglio regionale odierna, ebbene Claudio Parente è subentrato a Giuseppe Mangialavori, eletto in Parlamento il 4 marzo scorso. La surroga è stata approvata con l'astensione del consigliere Flora Sculco di Calabria in Rete. I sindaci del Vibonese contro Trenitalia. Da 4 anni nessun treno si ferma più alla stazione di Francavilla Angitola. In transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Quel treno che passa di corsa e non si ferma è il simbolo dell'abbandono che gli amministratori denunciano come inspiegabile. La stazione di Francavilla Angitola, stazione impresenziata delle rete ferrovie italiane, da 4 anni non ha più fermate, eppure è al centro di un'area di particolare interesse, a poca distanza dalla svincolo autostradale, al centro della fascia nord della Costa degli Dei, in un'area che pullula di villaggi turistici tra i più noti e frequentati. Da queste parti, malgrado isolamento e spopolamento, c'è vita. I bus vanno e vengono carichi di turisti e studenti. I comuni di questa vasta area chiedono la riattivazione delle fermate e una mobilitazione che vede al fianco del sindaco di Francavilla Angitola anche i colleghi di Maierato, Monterosso, Capistrano, Polia e Filadelfia. Oltre ai pendolari e agli studenti c'è anche il problema di tutti coloro i quali ci vengono a trovare, soprattutto nella stagione estiva. Non dimentichiamoci che a poche centinaia di metri dalla stazione ci sono grandissime strutture ricettive che vedono un passaggio di turisti che varia dalle 200.000 alle 500.000 unità da maggio a settembre-ottobre. Quindi rappresenterebbe veramente un punto importante per lo spostamento locale. Se poi a questo aggiungiamo che le nostre infrastrutture, le nostre strade sono un po' carenti e quindi nel periodo di agosto si ingorgano, come si suol dire in gergo, la stazione potrebbe consentire lo spostamento da qui a Pizzo, a Tropea, a Reggio con costi diciamo quasi irrisori. Riattivare le fermate significherebbe molto per un'area di diverse migliaia di abitanti e non solo, significherebbe molto per gli studenti che potrebbero raggiungere così più agevolmente le università, ma significherebbe molto anche per l'economia di questo territorio che annovera numerose aziende del comparto vivaistico e agroalimentare. La zona è una zona molto vasta per l'agricoltura, si potrebbe lavorare con le stazioni perché senza questi furgoni che portano dipendenti costano troppo, allora si potrebbe dimezzare i costi per le aziende agricole, si potrebbero prendere anche personale da fuori, Tropea, tutto territoriale, che prendono il treno e scendono qui alla stazione, si vengono a prendere qui alla stazione come tutte le aziende agricole che hanno questi problemi oggi di trovare dipendenti. Sit-in di protesta di un gruppo di lavoratori della Fondazione Betania di Catanzaro chiedono il pagamento degli ultimi 4 stipendi. Siamo qui oggi a protestare davanti ai cancelli di Fondazione Betania per rivendicare gli ultimi stipendi che non sono stati ancora erogati. In particolare la protesta riguarda il mese di aprile, maggio e giugno e ovviamente il prossimo mese anche di luglio, che sicuramente verrà messo in discussione. I dipendenti della Fondazione Betania, struttura socio-assistenziale con sede a Santa Maria
di Catanzaro hanno manifestato stamani per denunciare la mancata corresponsione delle mensilità e le incertezze sul loro futuro a causa dei tagli imposti al comparto sanitario. Il gruppo di manifestanti ha pacificamente protestato davanti la sede con striscioni e slogan. La Fondazione Betania, struttura di eccellenza per anziani e disabili, sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico. Questi sacrifici ai dipendenti, ma con la stagione estiva alle porte le difficoltà aumentano. Hanno incontrato le istituzioni, ma al momento la situazione è di stallo. C'è un rimpallo di responsabilità e la stessa Fondazione ha chiesto alle sigle sindacali di attendere, attuando proteste nelle sedi più opportune. Noi non possiamo andare davanti all'ASP a protestare come ci è stato suggerito. Ringraziamo del suggerimento che ci è stato dato, ma purtroppo siamo costretti a restituirlo al mittente. Il nostro dante causa, il nostro interlocutore necessario è Fondazione Betania, ed è a Fondazione Betania che dobbiamo chiedere il rispetto del contratto collettivo, il rispetto dei pagamenti e quant'altro. Se Fondazione ritiene di dover attivare delle azioni nei confronti dell'ASP e della Regione Calabria, è liberissima di farlo e deve sicuramente farlo, però non può pensare e credere che noi possiamo necessariamente andare a protestare davanti all'ASP e la Regione Calabria senza chiedere al Convitato di Pietre, cioè a Fondazione Betania, di fare anch'essa la propria parte. Le bollette non coprono il costo dell'acqua, così il sindaco di Polistena dichiara guerra agli allacci abusivi. A Polistena l'amministrazione comunale ha avviato una lotta senza quartiere a chi illecitamente si allaccia alla rete idrica. Nel corso della stagione estiva questo fenomeno aumenta in modo esponenziale e a pagarne le conseguenze è l'intera collettività. Il sindaco Michele Tripodi ha avviato con i tecnici e gli operai dell'acquedotto e i vigili urbani una serie di controlli stringenti sul territorio. Il consumo reale in questo periodo è stranamente ancora superiore al consumo accertato. Tale squilibrio non è imputabile a guasti della rete o a eventuali perdite, ma ancora peggio all'uso improprio, per meglio dire, agli allacci abusivi. Tutto questo sta generando problemi all'approvvigionamento generale, tanto da danneggiare molti utenti regolari, i quali, soprattutto in alcune aree della città, lamentano carenze dovute proprio alla mancanza di pressione dentro gli impianti. L'amministrazione comunale ha quindi allertato la polizia locale, i quali hanno avviato con gli operai del servizio acquedotto una serie di verifiche e di controlli su tutto il territorio comunale, in particolare nelle aree segnalate dagli stessi utenti penalizzati. Il sindaco Tripodi garantisce che coloro i quali saranno sorpresi con allaccio abusivo alla rete comunale verranno denunciati alla competente autorità giudiziaria e invita gli utenti irregolari a mettere in ordine le proprie posizioni, perfezionando al più presto i contratti d'uso non a fine domestico. Tanti uomini illustri hanno fatto la storia della Calabria e sono adesso tutti celebrati nel progetto Dialoghi Mediterranei. Raccontare la Calabria e la sua gente attraverso rappresentazioni teatrali di grande impatto, dedicate ad uomini illustri che ne hanno fatto la storia e determinato gli eventi. E questo è il senso di Dialoghi Mediterranei, un progetto ambizioso, partito già da qualche anno, che si allarga e si consolida in una visione sempre più ampia. Dialoghi Mediterranei parte dal 2014, era un'idea abbastanza embrionale all'inizio, no? Siamo partiti appunto con un lavoro su Gioacchino da Fiore, che era la confessione, che appunto parla di Gioacchino verso gli ultimi anni di vita quando va a confessare Costanza d'Altavilla, e poi da lì è proseguito con mio cognato Mastro Vacnic, che parla appunto dell'Olocausto, per cui era una pagina diciamo triste della storia, ma si è riscoperto che insomma a Ferramonti era una situazione, fra virgolette se si può usare il termine, un po' migliore per le persone che insomma passavano di lì, quindi ci interessava anche questo discorso da parte della Calabria, che comunque ha fatto qualcosa anche per gli ebrei, insomma in qualche modo ha cercato di attenuare quelle che erano le loro disgrazie all'epoca. Poi siamo passati a un caposaldo, Francesco di Paola, per San Francesco è conosciuto nel mondo, ma anche perché l'autore Vincenzo Ziccarelli, che ci ha lasciato da un po', ed era, io penso, uno dei testi più belli di Vincenzo, quindi anche questo l'abbiamo fatto circuitare. Adesso siamo arrivati nel 2018 con la seconda opera praticamente, che riguarda l'abate Gioacchino, che è appunto davanti alle mura di Gerusalemme. Abbiamo avuto un bel riscontro in questi 4 anni, abbiamo girato tantissimo, nello stesso tempo con una bella affluenza di pubblico e di critica, e quindi questo ci stimola a continuare. Cercheremo sicuramente altri autori contemporanei oppure importanti che hanno dato lustro alla Calabria. Sicuramente ci sarà quanto prima il terzo appuntamento per chiudere la trilogia gioachimita, perché insomma già il testo esiste, quindi, ma questo poi ne parleremo più in là.
Sport, adesso parliamo di calcio, quasi tutti gli eroi del Pescara presenti al raduno del Cosenza. Con l'arrivo di Luca Palmiero nel raduno del Cosenza Calcio sono 8 gli elementi presenti in hotel che erano titolari nella magica notte dell'Adriatico di Pescara. Saracco, Idda, Dermacu, Corsi, Bruccini, Mungo, Dorazio e altri 5 in organico, Baclé, Perez, Pasqualoni, Trovato e Pascali. Giocatori con contratto pluriennale o con accordo rinnovato o da rinnovare. Insomma, il Cosenza a quanto pare nutre molta fiducia nei protagonisti della cavalcata play-off, tanto da confermarli quasi in blocco anche per la prossima stagione. Nel giorno della prima adunata gli unici volti nuovi, considerata l'assenza giustificata di Cerofolini impegnato con la nazionale Under 19 in Finlandia, sono quelli di Anibal Capela, il portoghese proveniente dal Carpi, Matteo Di Piazza, attaccante prelevato dal Foggia, e da oggi Armando Anastasio, altro talento napoletano da scoprire e valorizzare. Facce conosciute anche quelle di Ettore Mendicino e Pietro Perina, rientrati dai prestiti a Monza e San Benedetto del Tronto, un Cosenza ancora incompleto che spera di riabbracciare i gioiellini Tutino ed Okereke e che molto probabilmente dovrà mettere a segno qualche altra operazione importante per non patire troppo il salto di categoria. La Serie B è un campionato lungo e difficile, tecnica e fisicità sono le qualità più importanti per competere e non rischiare di recitare un ruolo da comparsa. La capacità di Stefano Trinchera nell'individuare elementi di spessore e l'abilità di Piero Braia nel valorizzare i singoli e plasmare un gruppo sono le solide certezze del Cosenza. Adesso però serve un'accelerazione sul mercato per alzare il livello di una buona squadra e farla diventare il Cosenza targato 2018-2019. Le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Nella notte tra lunedì e martedì una veloce infiltrazione di aria più fresca di origine atlantica porterà un cambiamento del tempo anche sulla nostra regione, dove i venti di maestrale che accompagneranno questo passaggio perturbato, oltre ad aumentare il moto ondoso dei mari, provocherà un calo delle temperature e qualche fenomeno instabile soprattutto sui versanti tirrenici. Mercoledì, ancora piogge sparse sul Vibonese e Reggino Tirrenico. Altrove poco nuvoloso senza fenomeni significativi. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità cumuliforme su Pollina e Sila, con isolati rovesci in possibile estensione al confine tra l'Alto Cantaranzarese e Basso Crotonese. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, ma su valori leggermente al di sotto delle medie. Mercoledì, mosso il terreno, lo stretto di Messina e lo Ionio Crotonese. Gli altri mari saranno poco mossi. Venti da nord-ovest deboli o più moderati sul terreno. Venti di direzione variabile durante il dì sullo Ionio, in serata però tenderanno a disporsi nuovamente da maestrale a tratti moderati. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Vi lascio adesso alla copertina di chiusura dedicata al Summer Arena di Soverato con il concerto di Neck, Ranga e Pezzali.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.